Buonasera, ben ritrovati da Celeste Collovati e ben ritrovati all'Avvocato Risponde. Oggi sono qui con il mio collega, l'avvocato dottor Massimo Leonardi, che vi Ciao a tutti. ripresento, ma Ciao a molti di tutti, voi lo buonasera. conoscete già. E speriamo di esservi mancati, anzi sono sicura che sarà andata così. Ormai sono ben 3-4 mesi che manchiamo da questo canale. In realtà abbiamo poi continuato la nostra attività lavorativa ovviamente e abbiamo deciso di riprendere la rubrica perché molti di voi insomma ci hanno chiesto e ci hanno fatto anche i complimenti del fatto che appunto la nostra rubrica è molto utile, parla di tratta argomenti giuridici, come sapete, di vario genere, spaziando dal diritto delle pensioni, della previdenza, al diritto tributario, al diritto condominiale, cercando sempre di darvi degli consigli e degli accorgimenti, per non trovarvi, in situazioni, diciamo, che possono essere spiacevoli e che poi, danno luogo a, cause e azioni giudiziarie. Quindi noi abbiamo sempre il numero della diretta per chi volesse mettersi in contatto con noi e, vi prego di farlo perché oltretutto vi svelerò questo segreto: noi cioè più abbiamo riscontro da voi, chiaramente dell'utilità di questa puntata, cioè per noi è tempo e lavoro di Certo. un'ora al giorno, alla settimana, chiaramente qui su Radio Libertà, che ci dà questa possibilità e che ringrazio sempre. Sempre? Devo dire che, quindi più avremo riscontro con telefonate, magari anche fuori onda, poi lascerò la nostra mail, più insomma siamo poi contenti e incentivati, motivati a fare questo appunto queste puntate per voi. Lo 0292947222 è il numero a cui far riferimento, come sapete, molti di voi lo conosceranno, per le domande prettamente legali, in ambito C'è legale. anche il canale WhatsApp, giusto Sì, Celeste? poi c'è anche il canale WhatsApp, il solito numero, 340 6709 659. Chiaramente come sapete noi utilizziamo questo spazio per iniziare a, come dire, impostare degli argomenti raccontandovi in linea generale che cosa dovete fare. Poi nello specifico è necessario comunque poi molto spesso approfondire, quindi chi poi volesse può farlo con noi nel fuori onda, magari mandando una mail. Approfitto anche per Giusto. vi inondo di informazioni per, appunto segnarvi anche la vostra mail, che è la nostra mail, che è dunque, info@l'avvocatorisponde tutto attaccato.com, quindi anche abbastanza facile, si chiama come il programma. Io però parlo troppo, quindi Ah. vorrei lasciare la In più parola. aggiungo, Celeste, di aggiungerci anche sui canali social, se Ah volete. certo, I sì, perché nostri nel canali siamo frattempo attivi su abbiamo Studio i nostri Direttissimo, sì, esatto, lo studio legale lo direttissimo, trovate su poi c'è anche Instagram, l'avvocato Massimo Massimo Leonardi, lo Leonardi, mi ci trovate. sono anche esatto, Eh, i canali esatto. personali e noi cerchiamo anche lì di essere Assolutamente, se aggiornati andate lì sui sempre. nostri canali troverete già un link per seguirci in diretta. Stiamo cercando Esatto, di veicolare anche la pubblicità, ovviamente sui nostri canali social. in Ci modo tale teniamo in che particolare che la esatto. trasmissione venga recepita Vista il per più più possibile, possibile. appunto come dicevamo, per rendere estendere Certo, l'utilità. certo, l'utilità. Speriamo e non abbiate paura di chiamarci No, o di chiedere qualsiasi tipo di consigli, quesito alla eccetera. fine, perché siamo in grado, Esattamente. ovviamente in questa fase, essendo una fase, come diceva giustamente, Preliminare o preliminare. comunque insomma un po' generale, ecco. Infatti Corretto. quest'oggi noi cerchiamo sempre di, parlare chiaramente di materie, e lo ribadisco perché per noi è importante, di materie di cui ci occupiamo. Non ci sogniamo di parlare per dire, io personalmente non mi parlerei mai di penale, perché comunque è una materia che ho studiato, ma non ho applicato nella pratica. Quindi non posso dirvi di essere una penalista, idem una, non so, di avvocato, Giuslavorista l'hai no, fatto però. giuslavorista sì, no, no, di diritto di famiglia, insomma, cioè ogni avvocato deve avere la propria specialità, se no diffidate bene da Assolutamente. chi fa tutto e un po'. Detto ciò, io oggi noi volevamo parlare appunto del dare un piccolo spazio, diciamo, dato che siamo al Al rientro delle ritorno. vacanze, dare un piccolo spazio
ha questo argomento molto purtroppo frequente, cioè la classica vacanza rovinata. Quindi cosa bisogna fare? Ma Questo collega è innanzitutto molto prendo esperto. spunto da una sentenza che è stata emessa proprio l'altro giorno, Esatto, che mi ha particolarmente incuriosito, per quello che vogliamo dedicare questa piccola puntata, introduzione sì. sulla vacanza rovinata, perché pensate che un Tanto tribu cosa vuol dire sì, vacanza esatto, rovinata? faccio un esempio concreto, Bravo. proprio riferendoci a questa sentenza, emessa tra l'altro dal tribunale toscano, mi sembra di Pistoia, dove praticamente, pensate, una coppia di giovani sposi era partita per questo viaggio, Quindi viaggio in viaggio di nozze. nozze, ed era stata in un luogo, lontano, non ricordo se in Indonesia o insomma arrivato dovevano stare 3 settimane se non erro, all'arrivo del luogo la valigia non arriva. Ah La certo, valigia non prima della valigia. arriva, ovviamente ci può stare, perché evidentemente ci può essere un Questo ritardo, succede ma in questo spesso, caso pensate che la valigia è arrivata ben 1 settimana o 2 settimane dopo, quasi a finire della sì, proprio qualche giorno prima che loro dovessero ritornare. Bene, bene, hanno dovuto avere oltretutto un danno che poi la giurisprudenza ritiene che sia da stress, e poi vi spiegheremo il perché, anche un danno ovviamente economico, perché hanno beh dovuto certo, ricomprare tutta una serie di sì, abbigliamento, ma beh, anche in quel indumenti caso necessari. ricordo che avevano delle attrezzature per fare immersione, insomma quindi hanno dovuto ricomprarle, le hanno ricomprate, ovviamente stress ogni giorno a Beh telefonare, okay, certo, quindi al preoccuparsi. ritorno in Italia, ovviamente chiamano il legale, provano a innescare la procedura, va male la prima mi sembra per competenza, e poi indirizzano questo ricorso, al giudice di pace, e Mh-mh. che fa una sentenza clamorosa, giusta secondo me, perché dice che ovviamente oltre al ristoro dei danni, Mh, materiali, quindi la restituzione degli importi spesi per ovviamente gli indumenti e per tutto quello certo, che ho ovviamente a che era carico della necessario. compagnia, Mh, ovviamente, va altresì rimborsato il famoso danno da stress, o meglio danno da vacanza rovinata, perché mh, evidentemente, come potete ben sapere e comprendere, immaginare. era oltretutto un viaggio di nozze, oltretutto in un luogo lontanissimo, e gli è stata praticamente di fatto rovinata la vacanza, è stato dato un risarcimento importante di 10.000 € mi sembra Sì, che pa ricordiamo poi che bisogna sempre dare le prove, vabbè, ma questo in certo, ogni cioè tipo in di quel ma caso poi era diventa evidente semplice, esatto, perché cioè ovviamente poi c'è ovviamente la denuncia che va fatta, quindi in questi casi dove succede una cosa del genere va fatta la denuncia immediatamente di smarrimento del ah sì, bagaglio, certo, e si innesca tutta la procedura. Però anche lì, non arrendiamoci mai, nel senso che non è che poi quando uno subisce il danno deve subire anche la beffa. È importante, quando subisce un trattamento del genere, subito un contattare un evento avvocato, perché dannoso, bravo, anche lì pensate se la coppia avesse fatto con il metodo fai da fai te, da te, con i avrebbe moduli moduli scaricati. scritti, le avrebbero fatto una bella pernacchia, concedetemi, perché Sì, purtroppo, perché molti purtroppo le utilizzano il compagnie modulo fai da aeree di te. cui, per l'amor di Dio, ci sono quelle più Ci sono rigorose, quelle anche ci sono più quelle, serie, quelle meno magari le low serie. cost, ma prendiamo spunto invece dall'ultimo anche fatto quest'estate, non so se vi ricorderete, quella compagnia che ha lasciato i turisti Ah abbandonati, sì, la compagnia low non cost, diciamo i nomi, non diciamo vabbè, ma ma tanto è di però dominio è pubblico, era una abbastanza compagnia di esatto. dominio pubblico, basta andare su internet, Sì, trovate sì, turisti abbandonati, col prossimo volo programmato mi sembra 2 settimane dopo. certo. Cioè, quindi questo vuol dire che quando si fa in generale una prenotazione, si stipula una compagnia assicurativa, cioè guardiamo anche la qualità. Perché poi è facile dire: "Ah, mi hanno lasciato là", ho capito, ma tu cosa vuoi? Niente, di pagare un prezzo obiettivo. Cioè, parliamoci chiaro. 20 O €, sì. 20 €, con tutto rispetto, cioè lì è un terno al lotto, cioè tu quando prendi il sei su, non dico su una roulette, ma quasi. Cioè, No, bisognerebbe sempre pensare anche a queste ma anche lì conseguenze o ovviamente il annessi che risparmio, esatto, il possono risparmio è, non è mai un spesso, guadagno. ecco, quindi, lì se prendi un biglietto di questo tipo ti può andare bene, perché per l'amor di Dio a volte va anche bene, se ti va male rischi veramente di subire un danno psicologico anche non indifferente, perché immagino quei turisti bloccati per, giorni, in cui la compagnia non ti dice cosa è successo, Sì, esatto. non ti mette a disposizione il volo, non ti dice cosa, uno impazzisce, No, cioè anche perché poi ci sono sì determinate, diciamo, casistiche per legge, tipo sciopero, eccetera, che rientrano, diciamo, in quelle casistiche accettate, tali per cui, beh, certo. devi accettare così com'è lo Beh, a sciopero e condizione vengono che candi le condizioni di condizione forza maggiore, le cause di forza classiche condizioni maggiore. di forza Però, ci sono poi in realtà anche dei casi di anche di ritardo, sì. caso Ma c'è la famosa, si chiama convenzione di Montreal,
reale Sì, che bravissimo. regola tutte queste cose. Quindi dai rimborsi per tutti i costi che tu sostieni se rimani a terra in più, Esatto. evidentemente se sei in ritardo poi devi pranzare, devi cenare, dover Sì, dormire devi continuare la tua nella vita, tua vita, parliamo di prendere l'albergo per andare a dormire, assolutamente. tutti questi costi. Oltre a questo c'è il danno della vacanza rovinata. Se Rovinata, provi questo esatto, stress che stress, chiaramente deve essere correlato correlato, magari a un alla appuntamento di lavoro che è saltato e per colpa dell'aereo, rinunciare a certo. un'operazione con un cliente, tutto ovviamente va provato. Esatto, Però ecco, esatto, sono rimborsi molto interessanti che si possono ottenere in questo caso e che, possono essere consistenti se si prende una strada giusta, ovvero si fa, una pratica con l'avvocato, con un legale specializzato anche di questo. sì, mi raccomando il fai da te non è Ma mai, no, diciamo, a parte che è consigliabile, assolutamente. complesso anche per te, perché comunque le compagnie, non so se per No, e però poi diciamocelo, cioè questo vale un po' in tutti i rami. Mi spiace dirlo perché io capisco che se il mondo funzionasse meglio mh. ci si potrebbe fare anche con, come dire, giustizia, ma io parlo da cittadina, Sì, certo. senza Dove cioè dover spendere. ricorrere, eccetera. Però Cer purtroppo questo vale anche nelle pensioni, come ben sai nel poi ramo parleremo dopo previdenziale. degli aspetti Sì, cioè se non interviene a volte cioè il titolo, comunque il nome, fa la differenza. certo. Quindi se a noi rispondono, magari non rispondono in qualità invece di cittadini e Sì, diciamo contribuenti. che sono soldi a parte, come dico, Mh, anche io, cioè fai un investimento anche sulla tua salute, perché se oltre assolutamente. a aver subito il danno, no, subisci anche la beffa, ovvero fai la pratica tu, ti occupa un sacco di tempo per il lavoro, e poi è anche infruttuoso, cioè tu investi il tempo che potrei dedicare a qualcos'altro. Sì, è vero, spendi qualcosa per l'avvocato, questo è chiaro, ma è un investimento che Normale, fai. certo. Speriamo che non è che dobbiamo darle la garanzia, ma spesse volte è un investimento. In questo caso Sì, pensa alla coppia che si è vista 10.000 €, la soddisfazione è enorme, cioè. avrà speso anche un po' Sì, per quel avrà viaggio, speso anche qua, immagino. avrà speso per l'avvocato, ma avrà guadagnato e avremo avuto un risarcimento notevole. Quindi questo credo che sia, Assolutamente. io dico sempre, i danni non alleviano completamente il dolore, ma lo attenuano. Cioè No, no, vabbè, ma un danno da risarcimento, anche se hai avuto un sinistro e che hai subito un danno, comunque i soldi e aiutano a lasciami dire che anche le tempistiche sono importanti, perché molto spesso qui si può mh, spaziare tra i vari, diciamo, casistiche che ci sono capitate. Noi abbiamo avuto persone in studio che, diciamo, sono arrivate anche troppo tardi, un po' appunto, giusto, come sapete interviene la prescrizione, quindi attenzione perché magari avete anche ragione, ma non potete poi più far valere i vostri diritti. E un po' perché diciamo che spesso più si interviene, subito meglio è. Mi viene anche in mente, insomma i danni da malasanità. Noi abbiamo avuto diversi casi in cui e uno tuttora effettivamente in corso, sì, rilevante. esatto. Intervenire prima, può giocare a favore della persona, del cliente, perché comunque, appunto si è tempestivi Certo. anche nella risoluzione, no, anche nelle possibili trattative, eccetera, eccetera. Quindi anche in questo caso di danni da vacanza rovinata, cioè non perdete tempo, appena rientrate vi fanno rientrare Certo, a a casa, casa. fate Sì, subito perché ricorso ad un spesso ecco, esatto, ricorrete subito ad un esatto, avvocato. perché spesso, attenzione, sulle compagnie poi c'è il tempo classico, un po' beffardo, che Esatto, impone il trattatore del sinistro entro 3 giorni a volte, per esempio dei danni sul bagaglio, insomma bisogna essere veloci, ecco, perché ogni compagnia poi c'ha un limite che se non rispettato può mettere in ulteriore difficoltà poi nella parte di esaurimento. certo. Quindi, insomma, anche in questo caso massima celerità e solerzia nel fare la pratica, insomma. E quindi, ripeto, proprio su questa convenzione definisce gli importi, ma in modo puntuale, cioè vanno ovviamente in funzione della tratta dell'aereo. Più ovviamente il viaggio è lungo e più Certo, avrai più è bravissima, intercontinentale, più quindi avrai un rimborso di un questo tipo. rimborso E maggiore. poi ci può essere la classica polizza che viene stipulata che copre magari, la regola è spesso poi, uno ha 2 polizze, come accade in più Quelle casi. Tu devi dell'assicurazione, sì, attivare, sì. ovviamente poi devi prendere il rimborso su una. La seconda può magari fungere da integrazione alla Mh. prima. Se magari ti danno un pochettino meno puoi attingere Vedi, all'altra. tutte queste cose io per Ecco. esempio se non le ricorressi a una Uno persona, uno non lo sai. specialista che non sai che ce O ne il sono classico a volte 2, dice: ma eccetera. avvocato, ma io ho 2 polizze." Non è che la polizza, ma la prima verifica che tu ti fanno fare la polizza ti chiede: "Ma lei ha altre polizze assicurative, eccetera?" Non è che se fai l'incidente in macchina e hai 2 polizze ti rimborsano Eh no, cioè certo, evidentemente è una. Quindi sarebbe però la proprio seconda un cioè mondo idilliaco esatto, se no. la seconda potrebbe fungere da copertura, magari se hai un massimale più alto nell'altra.
quindi lei integra il differenziale. Sì, ma poi parliamoci chiaro, fare intervenire un avvocato ti consente e abbiamo parlato di questo l'altro giorno sulla nostra diretta, ehm, che appunto spesso, utilizziamo ovviamente gli stessi argomenti che poi mettiamo qui di cui parliamo qui. La trattativa, cioè, ti preclude anche ti dà la possibilità di evitare il giudizio e la trattativa, se è gestita da una persona competente, è sicuramente meglio una Certo, persona che appunto ha le basi giuridiche, eccetera, e anche in questo caso trattare con l'assicurazione è sicuramente meglio farlo fare a un esperto, a un piuttosto che avvocato, piuttosto che personalmente. no, ma certo, un Il fai da te cioè, ormai è proprio una cosa veramente che un secondo me provoca ulteriori danni. provoca ulteriori danni, sì, sì, perché Mh. poi i soldi sono gestiti male, i rimborsi vengono si prende molto di Anche meno. di co No, l'assicurazione, ma esatto. posso Sì, dire, sì, i casi concreti che abbiamo affrontato, l'ultimo di una sanità, cioè lui aveva fatto una denuncia, non era stata assolutamente. neanche presa in poi dice l'avvocato: "Ma io ho fatto la Ecco lì denuncia". infatti per quello dicevo, Quello lui è il è nostro venuto esempio, 2 anni partiamo dopo, quindi già era al limite. vieni 2 anni dopo, con una denuncia fatta, E che infatti stiamo lottando proprio per quello con, diciamo, è l'assicurazione. tutto in salita, ma nonostante quello poi abbiamo dei buoni argomenti e Esatto. argomentazioni. Però è chiaro che intanto tu gli offri un assist non indifferente per magari farti fronte. Giustamente l'assicurazione ci ha sollevato questa considerazione: ma come mai il signore è venuto 2 anni nonostante avesse, Certo, problemi, certo. dolori, eccetera, ma è venuto 2 anni dopo dall'evento? Cioè Sicuramente. la tempestività dall'evento dannoso, che poi è il famoso nesso di Sì, sì, cer causalità, deve essere rispettato in tutti i sensi, cioè documentato. documentato, rispettato proprio anche a livello Eh sì, temporale, certo. perché altrimenti al di là della prescrizione, cioè si Tu no, malpone sì. davanti a Eh. i liquidatori, che sono appunto coloro che sono deputati poi a decidere per la quantificazione del danno, che Certo. già sono comunque procedure un po' Sì, lunghe. certo. Però se vogliamo No, evitare, dobbiamo diciamo anche il giudizio, che noi siamo i primi che vogliamo però evitare, esatto, laddove è laddove sia evitabile inevitabile, perché poi. a volte ti mettono in condizioni però tu devi arrivare in una condizione di dicevamo prima, il concetto è sempre lo stesso, di Mh. risparmiare tempo, hai 1.000.000 di risarcimento, ti dai i soldi subito, ti eviti i 2 anni di processo, Ecco, e 10.000 € di spese l'avvocato ti legali. può aiutare anche a fare questo tipo di Certo, considerazioni. Poi certo. chiaramente ognuno dà, diciamo la sua, come dire, Versioni. sì, no, anche in base alle propri interessi personali, eccetera, però l'avvocato ti permette di fare una razionale scelta, nel cosa può convenire di più o di meno, certo basandosi anche su quelli che sono poi gli appigli giuridici che abbiamo, perché è chiaro che per esempio, sempre, citando questo caso perché è abbastanza ancora in Emblematico, corso, sì, sì, beh, è in esatto, corso, cioè questo signore giustamente lui ha subito da un'operazione fatta male, lui ha subito veramente un danno, Certo, però lui pensava, cioè come dire, che, non è rimasto paralizzato intanto, ma comunque ha assolutamente tornato certo. normale. Però certo ha avuto anni di dolori, fatiche, però lui diciamo la verità, noi lo abbiamo fatto tornare un po' alla realtà perché lui Certo. pensava Bisogna di essere dover concreti. prendere chissà No, e quali, allora innanzitutto spieghiamo bene il danno biologico come il esatto, danno biologico ovviamente cioè viene diciamo così, si si concretizza, diciamo, concretizza. realizza quando c'è un danno permanente. Cioè se Esatto. tu fai un'operazione, okay, e è mal riuscita e dopo passa 2 anni, ne sostieni un'altra e quell'operazione successiva sistema, uso un termine molto Sì, terra sì, sì, terra, molto semplice. ovviamente, fa guarire, chiamiamolo come meglio si vuole, Sì, il danno che se era precedente, un quindi danno ovviamente danno come in molti casi avviene, un danno che si può risolvere e l'operazione successiva lo risolve, a quel punto il danno biologico sì, e non esatto, c'è cioè più. non Quindi e quella è la tempestività. Se tu hai subito un bravissimo. danno, apri subito il sinistro, non aspettare a fare delle No, cure perché se no è ovvio che non si può più parlare di danno biologico, e danno poi c'è il tempo, ma dici: "Ma scusi, uno che ha subito un danno, ma perché perché non va a sei farsi operare pronto ancora?" Ma se subito. li rivolga subito da Invece sistemi subito dal punto di vista giuridico, legale, certo. diventano tutte cose che offrono il fianco di una contestazione alla compagnia e al Esattamente. liquidatore, alla casa di cura, Cura a e chi perché per poi esso. chiaramente lì ci sono una serie di responsabilità, anche quello è un tema molto No, ampio, certo. perché poi la malasanità adesso abbiamo spaziato dalla C'è la vacanza legge Gelli, la rovinata legge alla Gelli. malasanità. È ovvio che anche la malasanità, cioè
occorre affrontarla con Esa esperti che certo. hanno già Poi ci sono fatto stati anche dei casi in tali cui casi, hanno già brava, affrontato questi casi. scusami ti ho interrotto dicendo che Sì, anche loro, le case di cura ovviamente si tutelano, perché evidentemente arrivano delle richieste anche certo, pretestuose, molto no, pretestuosi. quindi hanno messo un freno come è giusto che sia, Certo, e questo freno ovviamente aumenta se tu, malponi la pratica. La incanali già con queste cose, cioè allora e anche lì poi magari, si è convinti che la responsabilità sia solo del primario, in realtà poi c'è anche magari l'anestesista, certo, tutta l'equipe medica che comunque magari in quel momento era, appunto partecipe all'operazione, era dentro la sala operatoria e anche in quel caso ci sono una serie di responsabilità da suddividere che poi ci ovviamente sono per tutta una serie di legge, protocolli che devono essere protocolli, protocolli linee veri, guida che linee devono essere guida, rispettate. vanno tutte. È chiaro che comunque anche in un'operazione eseguita da un team, chirurgico, anche Mh, tutto il team è responsabile, ovviamente in misura, non direttamente proporzionale. È vero che se magari anche il secondo chirurgo sbaglia la manovra, però anche il chirurgo principale è responsabile, perché lui ha l'onere di controllare esatto, poi ci sono tutta questa tutti serie di cose. la culpa in Sì, vigilandosi, tutta una serie certo, poi di certo. che chiaramente conosciamo noi Conosciamo noi, però esperti devi della sapere che materia. in ogni caso, anche se il medico opera in una casa di cura privata, è responsabile la casa di cura Sì, anche. Di solito, con la famosa legge Gelli, che impone alla casa di cura di attivare la polizza e di prendersi a certo, carico perché se no lì poi anche si possono aprire 2, diciamo, contenziosi, certo, col sia con la casa di medico o con una cura casa di cura, quindi in ogni caso si attinge a tutte e 2 le polizze assicurative. Quelle del medico, se poi si proverà che il danno è dovuto a una maloperazione se invece il danno è stato provocato magari da un'attrezzatura non idonea, messa a disposizione dalla casa di cura esatto, e poi tutto il il macchinario, medico ha utilizzato, il medico potrebbe essere esonerato. certo. Cioè responsabilità. Chiaramente per distinguere tutto ciò ci vuole ovviamente un avvocato. Ma Ah, ti faccio una domanda, ma sì, questa è sì, proprio una domanda mia da sì, un po' da profana, sì. tu che lo sai bene. Se per caso poi l'evento dannoso provoca la morte? Eh beh, lì se ritornano alla morte ovviamente sono gli eredi a dover Gli eredi beh, è possono azionabile dagli eredi. farlo, il figlio, Ass la moglie. l'azione è Mh, completamente azionabile dagli eredi, sono loro che saranno i danneggiati. Quindi eh c'è beh tutto il certo, danno e anche la sofferenza in questo caso. okay. Il danno, la Anche quindi sofferenza di aver perso un caro, decesso, cer è okay. come il classico anche incidente mortale automobilistico. Cioè, Esatto. se uno subisce un incidente mortale automobilistico e muore il papà, che magari ha un'età ancora giovane, cioè Sì, l'attivazione della polizza avviene agli eredi e lì scatta oltre al danno ovviamente, proprio danno da morte, anche il danno quello esistenziale per la mancanza dell'affetto. Quindi sono esatto. risarcimenti Chiaramente più è giovane, più poi importanti, bisogna possono essere no, anche certo. milionari. Poi lì vanno ovviamente vabbè, non ti restituiscono la vita, questo è No, inutile che lo beh, dica, però però hai un beh, buon certo, però, quantificazione ragazzi non no, siamo no, cioè, non certo, siamo certo. ipocriti, No, no, beh, perché questa è la verità. Se tu all'erede, gli dai un pugno di mosche dopo aver perso papà è un conto. Se dopo oppure dopo una morte gli restituisci un danno no, no, certo, vabbè. No, ma quello che è secondo giusto me poi. attenua e ti rende giustizia, perché poi Perlomeno ti rende perché giustizia, poi in questi esatto. casi io credo molto che quello che ti lascia a posto con la coscienza è aver ottenuto giustizia. Sì, Può sì, capitare, perché non siamo in un certo, mondo perfetto, se no saremmo però se capita un danno deve essere rimborsato per il certo, giusto. Questo è certo. quello che secondo me, Son d'accordo la con gente te. deve tenere a mente, cioè Mh, riuscire a mettersi in testa che lo fai perché vuoi giustizia, vuoi ottenere se uno ha sbagliato, tutti sbagliano nella vita, ciascuno di noi sbaglia, sbaglio io, sbagli tu, sbaglia il medico. certo. Se uno sbaglia si assume la Se non responsabilità, sbaglia, certo, no, no, e no. deve essere riconosciuto un danno. Questo è quello che prima non si faceva, perché le Però responsabilità mediche non venivano ricordiamo attuate, no, è adesso vero, con la legge esatto, Gelli e si è sicuramente accentuata molto si è questo. accentuata molto, si è data molta importanza anche proprio alla responsabilità del medico. È anche Assolutamente. giusto perché anche noi professionisti abbiamo una certa responsabilità, tutti i C'è la polizza professionisti. assicurativa, Quindi è giusto così, lì c'è di mezzo addirittura ma poi la vita, eccetera. certo, ma Quindi ben voglio venga che dire ci sia, era anzi sbagliato prima che bene non ci che fosse. abbiano esatto, Eh. cioè, precisato anche quali Sono costi sono in più, le ma noi siamo ben contenti di sostenerli, perché evidentemente l'errore è assolutamente. un errore umano. Se l'errore è umano e non c'è dolo, non c'è a quel punto, uno è ancora più tranquillo nell'aver provato a fare tutto quello che poteva. Ha commesso un errore, capita. L'errore Certo. speriamo che non sia un errore decisivo per magari influenzare la vita di una persona, però, purtroppo l'errore fa parte della nostra vita. Tutti possono Assolutamente. No, no, vabbè, ma ricordate che c'è sempre noi vabbè, non facciamo
Ma la sanità è un conto, non facciamo, casi di responsabilità di professionisti, se ne occupano altri No, colleghi. sì, anche perché non è una Però cosa che a me non va no, nel senso professionisti magari no, i sì, colleghi poi io non ne faccio, non ho mai sì, fatti. sì. Abbiamo amici, Sì, colleghi che lo fanno, certo, però effettivamente è giusto che, ci sia una responsabilità per ogni certo, professionista, certo, certo, ma come c'è certo. anche per tutti Sì, insomma. sì. E il compito Quindi di un buon professionista è anche eventualmente dissuadere da azioni che si vogliono fare, assolutamente. perché tante volte, no, in qualsiasi categoria, non solo la mia: "Avvocato, io voglio denunciare quel medico che" no, Ah aspetta un sì, attimo, vai a certo. vedere e poi magari Bisogna anche vedere se no, ci sono i ci sono presupposti bisogna sia penali è che quello che civili, è quello che dicevo certo. prima, ci sono S stati da degli una parte o abusi dall'altra, come chiaro. sugli incidenti automobilistici, Eh sulle beh peri sì. no vabbè, lì si apre tutto un tema che, è un tema molto rilevante che deve essere attenuato e come viene attenuato? Anche Allora, c nella seconda parte della nostra prima puntata, diciamo, chiamiamola così, prima dell'anno che è ricominciato, l'anno della radio, l'anno esatto. l'anno della radio, lo chiamiamo così, noi parleremo, del pezzo forte, no, come lo chiamo io, ovvero di tutte le tematiche di previdenza. Se volete potete chiamarci allo 02 92 94 7222 anche per raccontarci il vostro caso. Tra l'altro ricordo a tutti che noi abbiamo oltre, vabbè, chiaramente a lavorare noi sulle problematiche attinenti le pensioni, abbiamo anche un Certo. consulente che invece per la parte più prettamente tecnica e contabile, chi vuole farsi Ah, fare di giusto, nuovo dei conteggi, chi vuole farsi fare delle domande rispetto diciamo a un CAF, lui è un professionista privato molto attento, fa un lavoro certo, sartoriale certo. sulla persona e quindi cioè disponibile appunto per questo A tipo di lavorare su attività. questo tipo di cose. Quindi, lo consiglio nel caso chi volesse fare delle verifiche sulla propria pensione, perché magari ha dei dubbi, chi magari ha dei conteggi da fare, chi o la mamma o il fratello, lo zio, ecco, vogliono, non so, fare una domanda di pensione, di prepensionamento, di reversibilità, ci sono ovviamente 1000 casistiche. Sappiate che lui lavora per noi a anche dei prezzi molto agevolati. Piccola spazio Break, a pubblicitario. A dopo. dopo. Ciao. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Avete ascoltato? In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Eccoci, ricominciamo questa puntata, l'avvocato risponde. Per chi si fosse messo in collegamento solo ora, noi, quest'oggi stavamo parlando di danni da malasanità, da vacanza rovinata, in generale come far valere e ottenere un buon risarcimento del danno. Siamo anche in diretta a TikTok È dal vero. profilo del collega, avvocato Esatto. Leonardi. Ciao, buongiorno, buonasera a tutti. Adesso questa seconda parte, se vorrete dedicarla a noi, ad ascoltarci, ci fa molto piacere.
allo 0292947222. Io lo dico anche per chi vuole Giusto. chiamarci in diretta Ah, da giusto, TikTok. siamo in diretta. 0292947222. Brava, ricordala anche sui social, c'è qualcuno. Assolutamente. E poi abbiamo una mail dedicata che è info@l'avvocato risponde tuttoattaccato.com. Vediamo se riesco a scriverla qua intanto la mail. Esatto. Allora, questa seconda parte, telefono. questi 20 minuti, noi li vogliamo dedicare stavamo dicendo, al nostro pezzo forte, che di fatto è quello delle pensioni. Il pezzo forte pensionistico cosa comprende? Allora, noi in questi anni, io faccio questa materia veramente da tanti anni, ormai forse sono quasi 10, non voglio dirlo troppo forte perché sennò capirete la mia età, no scherzo. Anche il collega ormai sono anni che la fa e devo dire che ne abbiamo visti di casi, anche Molti. perché l'INPS non si è mai fermata come ente, neanche nel periodo del Covid, non si è mai fermata l'invio, la notifica di provvedimenti contenenti richieste le più disparate, le più illegittime, chiaramente secondo la nostra idea, opinione, i nostri studi. Spesso fa richieste di restituzione di somme e noi di questo argomento ne abbiam parlato molto spesso, i classici indebiti, che non è un argomento scontato, anche perché, ci sono una serie di, come dire, precisazioni da fare, perché un indebito può essere di varia natura. Può essere un indebito civilistico o un indebito, assistenziale. Se ha ad oggetto, l'assistenza cosa vuol dire? Son tutte quelle prestazioni di invalidità, di reversibilità, le prestazioni considerate appunto assistenziali che offrono un'assistenza, l'accompagnamento. Ci sono invece gli indebiti, cioè le richieste di restituzione che si basano su, come dire, conteggi sbagliati fatti dall'INPS, o su, conteggi, maggiorazione sociale che non andava attribuita e invece è stata attribuita, assegno sociale che viene restituito, richiesto indietro improvvisamente, cioè ci sono dei casi i più svariati. Anche in questo caso, quando vi arriva una comunicazione INPS di tal tenore, è molto importante, tornando al tema della tempestività, qui più ancora di altri casi, rivolgervi subito all'avvocato previdenzialista, Certo. perché in questo modo potrete sul tempo, giocare sul tempo e avere la possibilità in quei giorni precisi, entro i quali va fatto il ricorso, opporvi appunto insomma a questo provvedimento. I motivi di opposizione ovviamente li deve conoscere il Certo. vostro avvocato della previdenza, sono tantissimi, Mancata rituali di notifica. merito, la mancata notifica. Vizio della Noi notifica. ovviamente ne conosciamo tantissimi, ma chiaramente deve essere un avvocato esperto, ve lo dico proprio per consiglio, Vabbè, qua entriamo in una perché qua nicchia, entriamo in un'altra nicchia. nicchia ancora più specifica, quindi a mio avviso deve proprio farlo un avvocato esperto, perché è vero che questi ricorsi amministrativi, che è lo strumento che abbiamo per appunto, opporci entro un determinato periodo di tempo, la legge ci consente questo strumento, che non è quindi subito un giudizio, cosa che invece si può fare in ultima analisi, ma è appunto un ricorso amministrativo che permette, l'opposizione, cioè Sì. l'opporsi, far valere le proprie argomentazioni, davanti a un comitato INPS competente. Sì. Perché ride? No, rido perché mi si è attivata la diretta di un'altra persona su TikTok, scusate, quindi ho sbagliato Non a ti schiacciare. distrarre, Mi sono distratto. No, vabbè. stavamo dicendo No, ho capito. del ricorso amministrativo, che è uno Sì, ma strumento noi molto facciamo un utile. esempio di qualche minuto fa che abbiamo assistito una persona via consulenza online proprio, no, Sì. lasciando aperto il discorso anche oltre al ricorso amministrativo anche delle istanze di autotutela, perché Sì, io parlo di ricorso sì, no, volevo dire amministrativo, quella ovviamente la esatto, fase ma sei stata tu amministrativa. brava prima che hai ricordato, perché anch'io mi stavo dimenticando, anche se i tempi sono spirati per fare ricorsi, i famosi 60 giorni, quel che si può sempre mandare quelle No, beh istanze, sì, la legge ecco, consente una tutela quindi che comunque, prescinde a dalla prescindere dal tempo. Certo, io consiglio sempre di, appena lo no, ottenete, rivolgervi certo, però all'avvocato, mentre in appena avete in certi il casi provvedimento. ovviamente su cause del tipo, che impattano sulla prescrizione, passato quello Sì, non c'è certo. speranza. Sì, no, beh, Su certo. un'istanza di questo tipo, il bello è che la finestra per entrare ancora nella possibilità di contestarlo c'è ancora. Sì, Quindi
attraverso questa istanza tu Brava. rimetti in termini la Se poi persona. soprattutto, come nel caso oggi Mh. nostro, c'erano validissime ragioni per poterlo fare, perché in quel caso c'erano secondo Sì, noi anche il perché era un caso di doppia bra contribuzione, ne parleremo poi se anche di quello parleremo che di ne esatto. abbiamo Però fatti. ecco, quello per dirvi C'era una che società di mezzo, certo, quello per però dir nel caso appunto scusami, io sì, parlavo in prego. generale, però dicevo che appunto lo strumento nella previdenza è praticamente condizione di procedibilità, questo strumento, amministrativo, Certo, perché con gli enti pubblici, quale l'INPS, sì, in teoria la legge prevede appunto questo, strumento che permette di dialogare col comitato competente e questo strumento aiuta a evitare il giudizio. Poi però attenzione, non è detto, noi cerchiamo sempre di fare in modo che ci rispondano e magari ci diano anche una motivazione più precisa al loro provvedimento, alla loro richiesta di restituzione somme, piuttosto che revoca, della invalidità, eccetera, eccetera. Però non è detto. La legge purtroppo è anche un po' fatta male, se mi consenti, perché certo. non obbliga l'INPS a una risposta, anche se però il passaggio deve esserci, il Sicuro. passaggio amministrativo. E quindi può capitare che non rispondano e allora a quel punto si valuta un giudizio davanti al Tribunale del Lavoro. Però diciamo che nella nostra esperienza, attraverso anche dei solleciti, eccetera, La risposta siamo arriva. riusciti ad ottenere delle risposte anche negative, di rigetto, però diciamo che questo è l'unico strumento, perlomeno iniziale, anche uhm, non troppo oneroso, per No, quanto poi sì, chiaro che anche qui è prevista un costo per forza, però appunto che ci permette di chiedere un annullamento del provvedimento e molto spesso l'abbiamo ottenuto. Chiaramente ci viene a supporto la giurisprudenza sulle varie tematiche di invalidità, di conteggi sbagliati, anche perché io potrei raccontarvi che in linea generale l'INPS non può chiedere indietro restituzione di soldi, di somme, tranne che, non ci sia stato un dolo, non si accerti un dolo del contribuente, del pensionato. Questa è un po' la regola generale che prevede la legge. Poi chiaramente ci sono varie sfaccettature, infrastrutture. applicazioni diverse di questo articolo, a seconda che si tratti di indebito civilistico, indebito assistenziale e quindi, Scusa, ti faccio una sì, sì, domanda io però a certo. te, che sei giustamente l'esperta di le più di me Scherzo. sicuramente, la tua materia. Il Mh. discorso invece sul discorso pensione, ricalco della pensione, Mh. cioè una volta che l'INPS, ti riconosce la pensione, c'è modo lo stesso se ti accerti dopo che l'hai ricevuta, che c'è un errore, di Allora poterla sì, contestare? certo, Diciamolo, perché anzi, questo secondo me è è una cosa che importante perché quello che dicevamo prima. Allora, eh. sì, perché intanto dovete allora io consiglio sempre di aspettare il provvedimento definitivo della pensione, Mh. perché sappiate che quando voi andate in pensione e fate la vostra domanda, all'inizio il provvedimento è provvisorio, poi dopo tot mesi diventa definitivo con dei conguagli, eccetera. Quando il provvedimento è definitivo, lì avete in mano lì Parte il state momento, sicuri esatto. che quelli sono i conteggi che vi ha fatto Quelli l'INPS. ufficiali. Esatto. Allora a quel punto, se voi avete dei dubbi, perché effettivamente o non vi hanno conteggiato dai vostri conti, non vi hanno conteggiato magari, non so, la maternità, oppure qualche anno vi è un buco contributivo che secondo voi non è stato registrato ma non è stato conteggiato, allora in quel caso assolutamente dovete farvi fare dei nuovi calcoli e il consiglio è, ripeto, sempre di rivolgervi a un professionista privato, in questo caso noi abbiamo il nostro consulente, ma in generale che sia un consulente previdenziale, perché se voi vi rivolgete a delle associazioni rischiate di avere persone troppo generiche per questa attività. E qui certo, una volta avuti i conteggi in mano, se il vostro conteggio non rispecchia secondo voi quello che ha invece l'INPS, no, quello che vi ha fatto l'INPS, potete sempre chiedere gli arretrati, ovviamente con un'azione legale, con un'azione giudiziale che all'inizio può essere un'azione appunto amministrativa, come dicevamo prima, e vi fa, i conteggi, cioè e questa azione vi permette di, appunto, eventualmente andare anche a chiedere gli arretrati. Che poi li recuperiate, vabbè, quello non è scontato. Però certo, consiglio anche di chiedere gli arretrati, perché no, perché se avete in mano comunque una relazione con dei conteggi
che, magari facendo la differenza vengono fuori anche una bella Ma certo, cifra, vale la pena. vale la pena chiedere i conteggi e chiaramente la nuova liquidazione della pensione che valga da lì al futuro. Questo però va sempre fatto attraverso un ricorso. E invece scusa Celeste, in caso, cioè per esempio, uno un pensionato si trovi a dover ricevere, una contestazione circa dei redditi che ha già percepito che erano indebiti, cioè l'INPS arriva dopo a dirti, come spesso accade, che tu hai preso di più rispetto a quanto dovevi Sì, la prendere. famosa Ecco, richiesta di che modi ci sono restituzione. per difendersi? Ovvero, scusa e E poi ti chiudo così son più sì, completo nella sì, domanda, ti contestano spesso di non aver trasmesso il famoso modello RED. bravissimo, Cioè, noi abbiamo assolutamente. fatte un po' e indirettamente le ho sentite anch'io. Spiegalo a Allora chi la sì. che sicuramente qualcuno Sì, l'ha perché una delle contestazioni che poi vengono messe anche in maniera molto generica, noi perché conosciamo la materia, ma io mi rendo conto che chi, riceve o non tramite capisce posta o niente di queste tramite cose qua. PEC questi tipi di provvedimenti, sono sempre scritti in maniera molto laconica, poco chiara, Non quindi motivata, no, possiamo esatto. dirlo. Però la motivazione in teoria, da interpretare Sì, dietro a sì. questa richiesta è quella appunto che magari, c'è stata una variazione di reddito, quando leggete ricalcolo è perché secondo loro, magari poi cioè è successo realmente così, ricordatevi che ci sono degli oneri anche per il contribuente/pensionato. Cioè comunque il contribuente pensionato deve sempre mandare, vabbè questo ve lo può dire Certo, anche un commercialista, le dichiarazioni dei redditi e deve sempre, come dico io, annunciare, far presente, rendere conoscibile la conoscibilità all'INPS dei suoi redditi, soprattutto della sua variazione dei redditi. Cioè se voi nell'arco della vita, magari nel frattempo avete, cambiato il vostro reddito perché nel frattempo avete ereditato, non lo so, una casa, quindi comunque avete anche un reddito da fabbricato in più, o se per caso avete non lo so, è mancato vostro marito, avete ereditato la reversibilità, eccetera. Tutti questi aspetti voi direte: "Ma l'INPS li deve già conoscere". mh. Sì, vero in Manca parte, tanto, nel esatto. senso che comunque in teoria sì, perché lui è Ma l'ente nella che pratica no. eroga la prestazione, però dove ci sono effettivamente poi se vorrete verrete da noi o da chi volete ve li diremo, ci sono degli oneri diciamo anche per il contribuente, sì, di dover dichiarare insomma delle loro Informazioni o informazioni, eccetera. Quindi la cosa che lasciami dire Max, la sì. cosa che però è assurda è che noi perché l'abbiamo studiato per No, ma anni, certo, ma queste regole sono stabilite in circolari certo. e le Nelle vo circolari da che a mondo è volte Celeste mondo neanche in circolare, ma in informazioni che sono prese sul sito internet. anche, Peggio ancora. esatto. Sì, sul sito dell'INPS Cioè, senza internet, neanche che voglio sia un dire, documento fia non è no, un ma documento è ufficiale e non è assurdo. neanche scontato che tutti Ma possano cioè avere leggere certo, internet, giusto. e No, vadano ma non sul sito, esiste, non eccetera. esiste. O forse al giorno d'oggi lo danno per scontato, ma in realtà, cioè, è la legge che fa fede, è la legge, non Ma poi una circolare non è interna. neanche un modus operandi corretto che l'ente è un Anche organo perché dello non tutti hanno la Stato, stessa dare a una capacità. persona di 70, 80 anni un tot Esatto. e dopo 5 o 6 anni No, svegliarsi anche e dico: perché "Sai cosa ecco ti dico?" bravo, No dai, non va bene. concludo Cer dicendoti che eh, purtroppo l'INPS eh, anche qui c'ha delle prescrizioni ma no, molto lunghe. Cioè certo, rispetto al contribuente certo. che ha E si solo 3 prendono 5 anni anni, per fare 5 causa, anni, loro hanno anche 10 10. anni. Quindi capisci Cioè che 10 è no, ma non tantissimo. esiste. Cioè, noi Cioè abbiamo avuto dei 10 casi di persone anziane che sono venute, non dico piangendo, però beh sì, con disperate. la lacrima sul volto, perché vedere un anziano che prende mica stiam parla attenzione, non è che stiam parlando di pensioni Sì, magari che poi è spesso quello anche no, non è che stiam parlando di pensioni pensioni magari di qualche politico che prende 10.000 al mese, no, stiam parlando di pensioni, perché questo è giusto chiarirlo, di sì, pensioni che arrivano a 1.000 €, a 1.200. sì, dove è anche difficile, Se a uno gli dici che prende vivere. 1.200, sai cosa ti devo dire? Mi devi dare 200 € moltiplicato per 10 anni, insomma non esiste No, dai, cioè certo. non è modo secondo me, No, ma infatti ne abbiamo visti secondo di noi. casi e tuttora li continuiamo a vedere. Io quello che Eh, mi sento di consigliare alle persone è che se ricevete e avete anche un minimo dubbio su una richiesta INPS e sono le più svariate, dai ricalcoli, è stato determinato un debito dal ricalcolo, questa è la frase. Ricalcolo fatto magari anche in maniera sbagliata, perché a volte possono sbagliare anche senza dolo, per certo, colpa, certo. possono sbagliare i database. Oltretutto abbiamo notato, per esempio, anche i dipendenti pubblici nel passaggio tra ex INDAP e INPS, che si è tutto, informatizzato, hanno
ci sono stati parecchi errori lì. Diciamo che l'INPS non è molto in questo molto preciso, come ente. Oltretutto No, non si parla no, neanche con gli no, no, enti, no, no, diciamo, gli no. altri enti Poi pubblici, con le allora agenzie alla delle base c'è una entrate. difficoltà Mh. di entrare in contatto con loro che è pazzesca. Cioè, quindi voglio Sì, dire no, purtroppo, appunto lo strumento che noi abbiamo notato un po' più efficace è appunto questo ricorso amministrativo barra istanza che ci permette, però anche in questo caso deve essere scritta bene, anche perché se poi voi la portate in giudizio è un'istanza che leggerà il giudice e può essere prodromica appunto a anche a una sentenza positiva, però deve comunque avere, cioè, appunto, deve avere un contenuto di senso compiuto, altrimenti, o certo, comunque delle argomentazioni giuridiche. La giurisprudenza che noi conosciamo si è espressa, parecchie volte su tematiche, anche magari casi che certo. simili ai vostri, appunto, una invalidità revocata, oppure per esempio oggi ho ricevuto una mail che mi diceva un'invalidità non riconosciuta, o meglio, l'aggravamento non è stato riconosciuto, pur avendo invece dal punto di vista proprio fisico di salute Una dei menomazione. problemi che sicuramente lasciavano intendere l'aggravamento. Anche in quel caso, cioè, noi avvocati utilizziamo uno strumento che poi è l'accertamento tecnico preventivo, che permette la, diciamo, richiesta, in questo caso di una nuova visita, in questo caso al giudice, ma questo lo può fare solo un avvocato con un ricorso appunto di accertamento tecnico preventivo, ATP, la richiesta di una nuova visita per contestare appunto quanto, previsto dall'INPS nell'ultima visita che avete avuto, nell'ultimo verbale. Però anche qui ci sono dei tempi molto stretti per poter far valere questo ATP, altrimenti voi non potete più contestare quanto stabilito dai medici INPS. Poi esiste la figura del medico legale, figura importantissima che noi, valutiamo cioè utilizziamo, scusatemi, sempre anche nelle nostre, Certo. diciamo, nei nostri Nella nostra casi, prassi, no, casistiche, esatto, quella la utilizziamo sia per le casistiche di malasanità, sia per le casistiche anche proprio di invalidità pensionistiche, appunto. Quindi come vedete noi ci occupiamo un po' di previdenza a tutto tondo, anche per questioni, cioè avete un minimo dubbio sulla vostra pensione, sui conteggi, ecco, mi sento di consigliarvi, e questo è ho notato poi che molti ci hanno ringraziato, se siete, per dire, a ridosso, vi mancano pochi mesi o 1 anno o qualche anno di lavoro, il mio consiglio è far fare una analisi preventiva della pensione, del prepensionamento come lo chiamiamo noi. Anche questo può essere molto utile a evitare poi problematiche una volta che avete ricevuto la pensione. Quindi prima di fare la domanda, io direi anche 1 anno prima vi consiglio, ma anche per dire, qualche anno prima, che non è la no, previsione è che una potete fare stima, no, no, esatto, no. guarda, Sì, però, molti puntuale. di Ah no, loro certo. diranno: "Metto su No, beh, internet, certo, ci sono calcolo dei la software, stima." certo. Mi viene da ridere perché non è quello di cui stiamo parlando, ma è proprio una, diciamo, relazione fatta sempre da un esperto previdenziale che noi appunto, conosciamo, con cui noi lavoriamo, ma ce ne sono comunque, però mi raccomando competente, che vi fa una relazione valutando tutta la vostra contribuzione, perché poi molti di voi hanno magari una contribuzione varia, magari sono stati prima dipendenti pubblici, poi privati o a partita IVA, o comunque abbiamo avuto dei casi che hanno lavorato anche all'estero, e in questo caso c'è una ricongiunzione, ma non è detto che la ricongiunzione sia l'arma migliore, lo strumento migliore, esiste anche la totalizzazione, cioè sono veramente tanti i casi e ognuno può adattarsi meglio al vostro caso, però per farlo Certo, bisogna prima, valutare, preventivamente. tutta la, contribuzione versata. Poi attenzione, qui siamo sempre, come dico io, sotto il cielo. Mh. Ah beh, Adesso c'è un tipo certo, di regolamento, di di legge. legge con il governo Meloni, ci sono una serie Certo, di, incentivi anche ad andare in pensione prima, certo. eccetera. Non è detto Si è che tolto il a reddito di fine anno, cittadinanza, al di per là di esempio, quello, che ma quello parlo è anche proprio per andare in pensione, certo, no, no. non è detto che a fine anno, nel nuovo L'INPS è in anno, con la nuova difficoltà, legge certo, magari di certo, stabilità per il nuovo anno, adesso certo. infatti è in fermento, anche stanno già pensando, no, La alle quota, nuove, famosa quota 100, esatto, rivalutata. arrivino magari nuove,
disposizioni dove magari non è più possibile la quota 100 allora o magari l'aspetto quindi cioè questo è in continuo sì, divenire. diciamo che è un Però po' noi siamo è un sempre po' la aggiornati. materia, diritto previdenziale. Però perché è sempre bene per chi è lì in procinto magari prevenire e farlo prima il conteggio? Certo. Perché così poi una volta che e noi accompagniamo le persone anche a fare Valutate la massima efficienza, no, della no, e noi tra l'altro accompagniamo le persone alla pensione, come certo, dico io, nel senso certo. che gli diamo dei consigli, chiaramente con una relazione, consigli giuridici Certo, importanti, certo. anche per legati, ovviamente facendo anche diritto del lavoro, legati anche alla uscita dal lavoro, perché certo. spesso comunque le 2 cose possono essere correlate, possono essere anche oggetto di trattativa e conciliazione, dal momento che comunque, magari appunto si può mettere sul banco anche quest'aspetto. Ci sono capitate persone che purtroppo, magari sono state licenziate poco prima di arrivare al pensionamento, noi tramite diciamo una trattativa o comunque un accordo con l'azienda siamo riusciti persone quadri, ma non necessariamente quadri dirigenti, anche di altri tipi di ruoli diciamo, Di di poter risolvere livelli tutto. esatto. No, siamo riusciti a magari, ovviamente farli arrivare alla pensione in modo tale da non perdere Diciamo così, quell'anno di con il cuscinetto, contribuzione. o magari alcuni che son venuti da noi, anche Geste, magari con determinate aspettative che poi erano diverse da quelle che in realtà erano concrete. Esatto, Cioè, sì, voglio purtroppo dire, anche sul discorso della ricongiunzione all'estero abbiamo avuto dei casi, sì, lo anche dicevo quella è quello. un'altra cosa che sicuramente a cui qualcuno è capitato. Il Sì, non è famoso detto che la pe totalizzazione sia però l quadri. c'è la Certo. ricongiunzione, ci Quello di sono oggi in vari teoria, la persona lavorava in Svizzera e gli abbiamo consigliato ovviamente di fare la ricongiunzione in Svizzera per sì. il periodo che ha lavorato in Italia. Insomma anche lì va valutato Però caso va per valutato va secondo me con con l'estratto l'estratto alla conto mano previdenziale. e i redditi, Certo, anche certo, in base poi a delle valutazioni personali di lavoro, eccetera, chiaro, e quindi è fondamentale questa valutazione. Anche in questo caso consiglio di farla prima. Invece certo. per chi è in pensione, può, non disperare e, come dicevamo Sì, sì. prima, far lo stesso una verifica e anzi se scopre degli Delle anomalie, arretrati delle anomalie. tanto meglio perché comunque c'è sempre tempo per farli valere. Certo, non ci sono 20 anni per farli valere, ma comunque Poi altra qualche anno cosa è sì. cambiato, giusto a maggior ragione per prima che la gente manda ancora delle mail e delle è cambiato tutto il modo di No, ecco, interfacciarsi. queste Non vengono lo sa nessuno cestinate. perché a noi no certo, ma molti sono ancora mandato la mail all'avvocato, no, bisogna mandare il ricorso via tramite la loro procedura, Sì, 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 che è che una è procedura che è cambiata procedura poi che di comunque non è recente. banale, perché oltretutto poi Bisogna avere difficoltà anche il nell'allegare i file che sì, non possono superare determinate dimensioni, devono essere in PDF-A, devono certo. insomma va usato il canale della INPS, My INPS, si va dentro. Sì, però se ve lo fa un avvocato è ben diverso che Pensate che è pure un difficile trovare il link dove poter mandare il ricorso. Ve lo dico io che faccio l'avvocato e anche sì, Cesto e fai anche il cioè, commercialista, no, dico, quindi è difficile ne anche per sai noi anche di sì, è difficile agenzie anche delle per noi poterlo entrate, mandare. Immaginate voi una persona che rischia di sta 3 gio Ma Max vogliono fare il fai da te per non eh, pagare nulla. Io purtroppo ho un po' un dente sì, polemico, come cioè, si vabbè, suol ma dire, perché però ci sta, giusto, hai d'altronde ragione, lo cioè dico per gli altri, cioè voglio dire a noi poi no, sai ma un magari abbiamo un sbagliato cliente anche in meno non noi in cambia. giovinezza quando eravamo magari Ma anche qualcosa che ci certo, capitava. Se no, ma qualcuno poi parliamoci chiaro, a noi un cliente più, un cliente in ci meno. cambia no, ci Per dispiace, ma non fortuna è che ci non ci cambia dispiace, la ma noi vita, ecco. veramente lo stiamo dicendo per voi, perché abbiam visto Certo, anche tanti errori ma peggiorati, cioè che certo. poi le persone hanno magari già mandato anche la domanda di pensione, piuttosto che hanno mandato il ricorso, che come dicevo prima, scritto coi piedi, piuttosto che scritto non con gli strumenti giuridici adeguati e Certo. quindi questo non ci permette cioè poi No, di un far valere insuccesso, un realmente le insucce ragioni, perché come dicevamo prima, se poi si arriva al giudizio, certo, oltretutto questo ricorso sarà letto dal giudice poi, assolutamente. Ah beh, l'istanza, il certo, ricorso. fa parte Quindi è integra normale che abbia anche un certo ed è costo, perché ha una certa controproducente poi importanza. perché tu se scrivi una cosa nel ricorso, Eh. sebbene poi il giudizio sia a sé, però chiaramente non puoi smentirti, non puoi smentirti più di tanto perché No, non puoi. evidentemente cioè, Poi sei è cioè, correlato poi a quello che è il parte ricorso di primo opponente grado. potrebbe eccepire dicendo: "Ma è stra" Ricordiamo che la procedura è quella del lavoro, la procedura previdenziale è la stessa procedura infatti davanti al sì. tribunale del lavoro. E cosa vuol dire? Che è tutto più veloce, però è anche tutto in prima Però udienza. la cosa positiva costa meno perché il contributo unificato è Sì, 43 €. è Questo fisso. è bellissima Sì, 'sta cosa come costi diciamo di causa di sì, come questo è costi di questo tribunale, è poi perché ad esempio cause quello del sì. lavoro va e anche civili va in base ovviamente al valore della
pratica. Qui è Le cause civili sì. indipendente poi, perché Beh, è anche causa famiglia costano un po' di esatto, più, quindi certo. questo dal punto di vista E quelle economico, amministrative tolto il non ne compenso parliamo. dell'avvocato, che comunque è tabellare sulle basi delle tariffe Sì, forensi, infatti. è un compenso molto misero, perché 43 € ci mi sembra No, sì, o a 60, una roba del livello, genere, adesso non mi ricordo diciamo, di tribunale sì. esatto. C'è anche da E dire sono più veloci delle che cause son più civili. veloci, però tutto va fatto in prima udienza, cioè proprio la Sì, regola sì. per legge è che tutto venga, Sì. anche i testimoni, cioè No, devono essere inseriti già nel ricorso, inseriti già in primo in in ricorso con la proprio. citazione già della parte Quindi non istruttoria. dico che sia come una, cioè come è proprio tutto in Tutto primo grado, concentrato. A tutto me dal lì, punto di cioè vista tutto, a me scusami, in piace primo perché comunque ricorso. si tolgono tutte quelle lungaggini che Sì, sono esatto, è molto più semplicemente pratico, diciamo, da un assolutamente certo sì. punto di vista. Anche le memorie di replica, insomma le memorie si possono anche rendere orali, no, quando c'è poi, Assolutamente il sì. giudice darà magari eventualmente un termine per però siccome quella ritualità del processo civile è Sono veramente d'accordo, poi troppo. oltretutto al giorno Basta, d'oggi basta. è bene anche un Basta, po' basta, svecchiare e basta. velocizzare i Tanto parliamoci procedimenti. molto Meno chiaro. male che esistono le notifiche telematiche, Ormai. insomma, Parliamoci molto per chiaro, in fortuna. procedimenti come quello tributario, cioè vabbè, prova testimoniale okay, ma è molto documentario oramai, perché tu, cioè, devi Assolutamente. produrre già in primo grado nel ricorso No, introduttivo, infatti quello scusa, che non in dicevamo. nel ricorso introduttivo già tutta la documentazione, quindi cioè riconcedere i termini ma basta, cioè si sa benissimo qual è. Già sono lunghe in generale le decisioni dei giudici. Se poi ci Se vai poi ci a mettiamo anche ci sono questo tipo procedimenti che di vanno a 2 anni su 2 anni, rinvii, cose, ma basta. infatti devo dire che Speriamo dopo che il ci sia un Covid un po' di intervento velocità sì, c'è stata. Poi intervento forse esatto, sarebbe intervento di utile un spinta per intervento a ulteriore. ristringere i procedimenti civili, perché è veramente Assolutamente ce lo auguriamo. Grazie Max. ma Io grazie a intanto ne te. approfitto, vi ricordo la nostra mail, se volete scrivere, magari siete timidi, non ci chiamate, spero che lo facciate Sappi nelle com'è. prossime puntate. Chiamate allo È 0292947222 lì? e potete tranquillamente anche scriverci a E info@l'avvocatorisponde.com. Se volete aggiungeteci sui nostri social, dice sì, i lì. social, e se volete io vi lascio anche comunque il numero del fuori onda, che è il 328 24 08 154. Arrivederci e a giovedì prossimo. Buona Grazie. serata, ciao. Avete ascoltato L'Avvocato risponde. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita